Constatata la presenza del numero legale, diamo inizio alla seduta con il punto all'ordine del giorno: conferimento della cittadinanza benemerita al maestro Croce Taravella. Dichiaro quindi aperta la seduta del Consiglio Comunale, convocato oggi non per approvare atti di indirizzo e di controllo politico amministrativo, bensì per esercitare nell'ambito delle competenze proprie del Consiglio il diritto a conferire la cittadinanza benemerita al qui presente Croce Taravella, al quale diamo il nostro caloroso benvenuto. Saluto le autorità, gli ospiti e i cittadini presenti. L'odierno evento si aggiunge ai precedenti che hanno riguardato il conferimento della cittadinanza onoraria ad illustri personaggi come Scorsese, D'Avenia, Serra. Possiamo quindi affermare che non si è mai assuefatti alle celebrazioni che esaltano le doti professionali delle persone insignite. La ratio della cittadinanza benemerita è ben individuata nel nostro regolamento comunale. Essa infatti viene attribuita a quei cittadini che si sono e si contraddistinguono nel campo delle arti, delle scienze, della letteratura, eccetera. Pertanto ho da subito condiviso, unitamente ai consiglieri comunali, la proposta del sindaco di attribuire al nostro concittadino e artista Croce Taravella un ulteriore titolo che cementa il già solido legame con la nostra comunità. È noto a tutti il percorso di crescita professionale dell'artista, le sue tecniche innovative, apprezzate in ambito nazionale e non solo. Sappiamo delle sue mostre itineranti che attraggono non solo i critici, nel senso di chi valuta le opere, e gli operatori del settore, ma anche un vasto pubblico interessato e ammaliato da tutto ciò che viene esposto. E allora che ben venga la mostra delle varie opere dell'artista che ci apprestiamo a inaugurare nel Palazzo di Città. Ci auguriamo, ma ne siamo certi, che la mostra, per la caratura dell'artista e per il valore delle opere esposte, possa attrarre quanto più visitatori. Sarà quindi un ulteriore incentivo per il flusso turistico, a dimostrazione che la cultura, nella sua ampia accezione, può contribuire alla crescita economica e sociale del nostro Paese. Infine, non sarò io a discettare sulle opere dell'artista, in quanto non competente. Tuttavia, non sfuggono le suggestioni che Croce Taravella, attraverso le sue opere, riesce a trasmettere all'avventore di turno, il quale si ritrova per un breve lasso di tempo a vivere in una dimensione diversa dalla realtà. Pertanto il tempo che viviamo, triste per gli esecrabili fatti mondiali, ha bisogno di eventi come l'odierno,
che ci portano ad apprezzare l'arte e la creatività di cui è capace Croce Taravella. Allo stesso auguriamo di continuare a mietere successi nella sua attività professionale, certi che anche l'intera città di Polizzi ne trarrà giovamento. In conclusione, ti ringraziamo per le emozioni che ci doni attraverso le tue opere e per quelle che continuerai a regalarci. Che questa cittadinanza benemerita possa essere un simbolo dell'affetto che nutriamo per te e della stima che la nostra comunità poliziana ti riserva. Con viva gratitudine e grande affetto, stasera ti conferiamo ufficialmente la cittadinanza benemerita di Polizzi Generosa. Grazie. Diamo la parola al sindaco che prima consegnerà, per motivi anche televisivi, la pergamena al nostro cittadino Croce Taravella. A Croce Taravella, nato a Polizzi Generosa il 16 luglio 1964, la sua città, patria di uomini illustri di ieri e di oggi, i quali, eccellendo in ogni campo e arte, tenendo alto il valore della cultura nel mondo, vi hanno apportato e apportano onore e prestigio. All'artista geniale che, artefice di uno straordinario processo creativo, dal magma apparentemente caotico e informe dei diversi materiali, trasforma la materia per tirarne fuori l'energia che vi è custodita, dandole forma e vita nella sua originalissima espressione artistica. La città della sua comunità natia, riunita in forma solenne e pubblica nel suo consiglio comunale, riconoscente con unanime apprezzamento, conferisce la cittadinanza benemerita. Si dispone che il presente riconoscimento venga trascritto negli atti ufficiali del Comune per perpetuarne la memoria. Prego, sindaco. La cerimonia poteva pure concludersi qui con l'atto formale, ma è giusto intervenire per condividere con voi anche quest'ulteriore momento, ed è con profonda emozione che a nome di tutti voi, come testé ha detto anche il Presidente del Consiglio Comunale, che mi accingo a chiedere il conferimento della cittadinanza benemerita a Croce Taravella, un altro poliziano di fama, figlio illustre di questa terra. Un'emozione grande, personale, perché Croce è coetaneo, amico, come lo è di tanti qui presenti. Questo rende il momento ancora più festoso perché carico di ricordi comuni che dall'infanzia ci portano fino a qui. Noi siamo abituati a vedere chi ci sta accanto come simile a noi e spesso diamo per scontato l'artista, il genio, il creatore di bellezza che quasi mimetizzato vive tra di noi. Quando questa persona si manifesta nella sua completezza, quando diventa creatore di bellezza, quando con le sue mani dà vita a qualcosa che non c'era, ci sorprendiamo perché ci troviamo davanti a qualcosa di unico, di stupefacente. Ecco la meraviglia. Ma come? Proprio lui.
Per questo è davvero più difficile parlare dell'amico artista senza cadere nella banalità o nell'adulazione. Eppure siamo qui per questo, per onorarne in un momento solenne come questo, chi con la sua arte ha dato qualcosa di profondo al mondo, per dirne una parola vera, sincera, che superi l'emozione e la commozione. Mi affido per questo a Stefan Zweig, perché ciò che scrisse sul mistero della creazione artistica è perfetto anche per Croce e per questo momento. Scrive Zweig: fra gli innumerevoli enigmi insolubili del mondo, quello della creazione rimane per sempre il più profondo e il più misterioso. Infatti tutto ciò che esiste, noi possiamo coglierlo e comprenderlo in quanto realtà fattuale, ma quando in un luogo dapprima non c'era niente e poi improvvisamente c'è qualcosa che fino a quel momento non esisteva, abbiamo allora ogni volta la sensazione che il soprannaturale, il divino, esistano. Tale prodigio, cioè il fatto che qualcosa abbia origine dal nulla e sopravvive nel tempo, ci è concesso di sperimentarlo di tanto in tanto solo nell'ambito dell'arte. Lo sappiamo. Ogni anno vengono pubblicati 10, 20, 50.000 libri, vengono dipinti centinaia di migliaia di quadri e composti milioni di battute musicali. Tutto ciò che non suscita in noi uno stupore particolare. Che i libri vengano scritti dagli scrittori o dai poeti ci pare altrettanto naturale del fatto che gli stessi vengano impaginati dall'impaginatore, stampati dallo stampatore, rilegati dal rilegatore e venduti dal libraio. Si tratta di un semplice fenomeno di produzione, come il fatto che ogni giorno venga infornato il pane o vengano prodotte scarpe e calze. Il prodigio ha inizio quando uno di questi libri o di questi quadri, grazie al dono della perfezione, sopravvive al nostro tempo e a quelli futuri. In questo caso e solo allora ci rendiamo conto che il genio, ancora una volta, ha preso forma nel corpo di un essere umano e ha ripetuto di nuovo il segreto della creazione del mondo all'interno di un'opera. La cosa interessante è che si tratta di un essere umano come tutti noi, come tutti gli altri. Dorme in un letto, mangia seduto al tavolo ed è vestito come me e te e noi tutti. Gli passiamo accanto per strada, magari a scuola, come nel caso di Croce, sedavamo con lui allo stesso banco. Apparentemente in nulla egli è diverso da noi. Poi, d'improvviso, a quest'uomo riesce qualcosa che a noi tutti è negato. Ha infranto la legge che tiene incantati noi esseri umani, ha sconfitto il tempo perché, mentre noi altri moriamo senza lasciare traccia, qualcosa di lui continua a esistere per sempre. E perché? Unicamente perché egli ha portato a compimento un atto divino di creazione, attraverso il quale dal nulla si sviluppa qualcosa, dall'effimero il duraturo, perché con la sua comparsa ha svelato il segreto più profondo del nostro mondo, il segreto della creazione. Di fronte a questo segreto, credo che tutti noi ci chiediamo: com'è possibile? Perché proprio lui, tra milioni, è in grado di creare? Con quale forza nascosta riesce a vedere ciò che altri non vedono? Sono le domande che ci poniamo ogni volta che ci troviamo di fronte a un'opera d'arte autentica. Saranno le stesse domande che, ne sono certo, ci porremo tra poco davanti alle straordinarie opere di Croce Taravella. Anche noi, fra poco, davanti alla magia della sua creazione artistica, resteremo turbati e increduli a chiederci come sia stato possibile creare così tanta bellezza. Saremo tutti sgomenti a volerne possedere almeno un po' di quest'arte inafferrabile qual è la sua. Confesso, ho partecipato a tutte le fasi dell'allestimento.
ho assaporato ogni attimo del lavoro di montaggio. Poi, alla fine, sono rimasto seduto ad ammirare in solitudine le opere appena fissate, godendo nel contemplare tale e tanta bellezza. Di fronte all'arte di Croce accade qualcosa. Non è solo lo sguardo a essere coinvolto, ma il cuore. Sì, di fronte alle sue opere sembra che qualcosa fuoriesca, che ti osservi, ti afferra il petto, il cuore, non solo gli occhi. Un mondo diverso ti appare inaspettatamente davanti. Come vediamo il mondo, ognuno di noi lo sappiamo, in una sola direzione, senza slanci, senza profondità. Come se fosse tutto piatto, grigio, immobile. Così viviamo e pensiamo che tutto quello che ordinariamente vediamo sia la sola realtà possibile. Poi arriva l'artista. Il suo sguardo è lo sguardo del sognatore, di colui che vede le cose, la realtà vera della materia, colui che sa scrivere come colui che sa dipingere, sa vedere nitidamente come una lastra dello spirito. Arriva Croce e porta alla vista ciò che tutti noi non vediamo. Arriva lui e ci fa vedere sapientemente, misteriosamente la materia in modo diverso, che essa è viva, è energia pura sempre in movimento che si manifesta in forme sempre nuove. La sua arte è la rottura di un paradigma. Tutti noi pensiamo alla materia come qualcosa di definito una volta per tutte, inerte, immobile, qualcosa concretissima che si può toccare ma senza anima. Pensiamo alla materia come la sola pura realtà esteriore. Una pietra è una pietra, un foglio è un foglio. Ad essa contrapponiamo spirito e anima attribuendovi il significato di qualcosa privo di consistenza, di tangibilità, di etereo, imprendibile, quindi privo di esistenza. Spirito e materia, questo è il dualismo che si contrappone da sempre. Invece arriva l'artista, arriva Croce e la materia che tutti pensiamo come cosa inerte, immobile, inanimata, assume tutta un'altra forma, tutto vibra, tutto si muove. Arriva Croce e ci fa da vedere che la materia contiene un'energia, la sua vera anima, un'anima appunto che lui sa tirare fuori. Allora la materia si trasforma, prende forma, diventa cosa viva. I suoi quadri sono colmi di quel soffio vitale soffiato in ogni singola particella di quella materia apparentemente immobile, così da sprigionarne fuori il mondo nascosto che vi abita. Tutto allora risplende. È l'atto di creazione, il suo atto di creazione, un dono, un mistero, un segreto, un parto, una fatica immensa, ma anche un miracolo, dal non essere all'essere, dall'invisibile al visibile. Ecco perché l'arte di Croce mi ha sempre interrogato profondamente, perché lui ci mostra che dentro ogni materiale che tocca, dentro ogni frammento di materia che tratta, esiste una vita nascosta, un'energia primordiale in movimento che aspetta di essere liberata, la stessa energia che ha generato l'universo, la stessa energia che lo ha attraversato nei secoli e che ora l'artista riesce a liberare con le sue mani di artefice. È un pensiero semplice e stupefacente insieme che ci fa comprendere fino in fondo la sostanza vitale di tutto ciò che ci circonda, la sua essenza. La materia, e questa la sua etimologia, è madre, mater, generatrice di vita. E l'artista è colui che riesce a far parlare questa madre muta. A me tutto questo si manifesta come qualcosa di portentoso, semplicemente stupefacente. E a voi? Osservando le sue arti, i nostri occhi profani vedono un'apparente incredibile facilità con la quale la materia è da lui plasmata. In realtà sappiamo che non è così. Essa è l'esito di una fatica immensa, proprio di un parto creativo senza fine.
Se osserviamo Croce all'opera, è uno spettacolo imperioso. Impasta, incide, mescola materiali, spruzza colori, spacca e ricostruisce. Uno spettacolo straordinario osservare lui che crea da un magma caotico incandescente di materiali informe, indistinto, espulso, esploso, disaggregato, frammischiato, frantumato. Infine, tutto come per magia è ricondotto a sintesi, a unità espressiva. In un modo che a noi appare senza senso, dal caos iniziale incomprensibile, si materializza la sua visione, la sua arte nasce alla vita, una ricognizione spettacolare, una nuova linfa vitale che con un linguaggio totalmente trasfigurato irrora di nuova luce tutto il circostante. Di questo suo tormento creativo, un concitato duello che definirei come una lotta esistenziale senza pari con se stesso per affermare se stesso, una lotta frenetica, spasmodica, ancestrale, totalizzante, contro tutte le resistenze cosmiche, com'è, così a me sembra, tutta la sua produzione artistica, la lotta di chi vuole strappare un ordine al caos, da questo tormento creativo prende forma la sua libertà espressiva, la libertà di un artista geniale. Le sue opere, infatti, almeno ai miei occhi, hanno qualcosa di profondamente inquieto, nel senso più alto e nobile del termine. In esse vi è impresso il portato e il sostrato di questa sua lotta esistenziale. È come se cercassero costantemente di scrutare l'animo umano, le sue profondità e attraverso questo penetrare a fondo nell'anima della materia, tentare di scalare le vette di una comprensione totale. Per questo le sue opere posseggono quel qualcosa di speciale, perché sono il tentativo di rispondere alla propria inquietudine interrogante, esistenziale, non superficiale né banale. Quella che alcuni percorrono per via di pensieri, di meditazioni o visioni mistiche, lui lo sperimenta attraverso la pittura, la forma che dà alla materia, la lotta che intrattiene con essa. Quell'inquietudine esistenziale che attraversa ognuno di noi quando è sé cerca di capire il mondo e se stessi, e che ognuno di noi vive con leggerezza, distrattamente, per non fare i conti fino in fondo con essa. Quell'inquietudine che tuttavia è la sola condizione possibile per trovare ognuno di noi la risposta vitale alla propria esistenza, perché è capace di illuminare di un senso più profondo il percorso interiore di ognuno. Lui, a me pare così evidente, a questa inquietudine cerca sempre più di dare una risposta, portando avanti un discorso in una forma del tutto privilegiata e sublime di ricerca spirituale, che è il modo tutto suo con il quale tratta la materia, la sua materia espressiva. Per questo la sua arte richiede uno sguardo penetrante, non superficiale, non fugace. Non si può porgere a essa uno sguardo sfuggevole, perché l'opera di Croce ci consegna l'esito di un duello, il suo corpo a corpo esiziale, il tu per tu di una lotta estrema che ci trasferisce, dove è leggibile, il suo sfinimento interiore per vincere i tormenti creativi di cui è posseduto e così lasciare una traccia, un segno polisegnico del suo linguaggio inciso, come un bisturi nella carne viva della materia creativa che trasforma e che rimarrà tale per sempre parlando un linguaggio universale. Ecco, è questa la potenza della sua arte che ci afferra, ci strattona, ci fa vedere dentro, proiettandoci oltre. Ecco perché la sua arte è sempre un linguaggio totalmente nuovo, sia che ci si trovi di fronte a un piccolo quadro, come ne vedremo, oppure a un grande quadro. Essa è sempre cosa viva, è carne, sangue, linfa, perché l'esito di questa lotta, una lotta che si sente, si vede, si tocca in ogni pennellata, frammento di colore, di incisione, di materia trattata, la sua lotta interiore cosmica contro la resistenza della materia, che poi altro non è che la sua lotta con la vita, chiamata da lui a nascere continuamente per vivere pienamente e significativamente. Quando questo tormento creativo esploso fino alla fine si placa, l'arte,
La sua arte, per citare Pessoa, che allieva la vita senza alleviare dal vivere, a pace. Una grande quiete, il silenzio, il compimento intellettuale dell'essere. Rimane l'opera, rimane il segno, rimane la traccia e rimane la nostra meraviglia. Rimane l'estasi della contemplazione di questo infinito processo creativo che ci è stato donato, l'estasi dell'artista che ammira la sua creazione e l'estasi di chiunque vi si accosti per ammirarne la creazione e per provare a comprendere almeno un poco di questo grandioso accadimento. Per questo, di fronte alle sue opere non si può restare indifferenti. Esse richiedono uno sguardo profondo, non distratto, altrettanto inquieto e, che ci piacciono o no, inquietano perché interrogano e, interrogando, illuminano. Per arrivare a esprimere tutto questo, Croce sfida di continuo la propria abilità. Per dare vita a qualcosa di unico sperimenta di continuo su tutto, sulle tecniche, sui materiali, alluminio, gesso, pietra, legno, terracotta, colori. Per lui tutto non è nient'altro che il suo modo di dialogare con la vita, con la sua anima nascosta nella materia. Ogni materiale una sfida, ogni sfida un'opera nuova e ogni opera ci dona un pezzo della sua anima. Ecco la grandezza dell'artista, quella che oggi noi celebriamo, nel riuscire a tirare fuori dalla materia ciò che più non vediamo, non siamo in grado di vedere. Porta alla luce dal profondo la sua vera anima, cosicché ogni fruitore che lo osservi, di fronte a ciò che vi traspare, esito del mistero della creazione, un atto in sé divino, ne è avvinchiato, sorpreso, meravigliato appunto. Ecco perché non mi è stato facile parlare oggi, perché ho dovuto parlare dell'amico e dell'artista, di ciò che provo io davanti alla sua arte, provandone a dare un'interpretazione, una lettura della sua grandezza per me. Non è stato facile parlare di colui che qui è nato, parla la stessa lingua, ha condiviso con noi l'infanzia, la scuola, le strade, anche se nel frattempo queste strade si sono allargate fino a Castellana Sicula, a Roma, al mondo, Cina, Russia, Stati Uniti, Spagna, dove ha esposto o sono presenti sue opere. Ma pur girovagando per il mondo è qui a Polizzi che tutto è nato, è da qui che tutto è partito, qui il mistero della creazione si è manifestato per prima. Quelli che fummo con lui scolari e coetaneo di giochi lo sappiamo. Ne vedemmo per prima insieme ai suoi familiari lo sbocciare prematuro di qualcosa di grandioso che sovrastava i nostri puerili e sterili tentativi di disegnare qualcosa quale compito datoci dai nostri maestri. Lui invece, con estrema facilità, eccelleva su tutti con la semplicità innata di un dono privilegiato, disegnare e vincere, per sé e per altri, perciò tutti noi estasiati, il concorso dedicato alla mamma con un quadro a lei offerto. In quell'epifania, lì tutti sapemmo che Croce sarebbe diventato il Croce Taravella, da tutti conosciuto dapprima come artista emergente e poi autore affermato di opere uniche, come tra tutte lo sono, per esempio, le opere dedicate alle città. Spettacolare ricognizione planetaria, delle quali, sapendone cogliere di ognuna dal di dentro l'anima mundi, la sostanza di cui sono fatte, la loro intrinseca sostanza vitale di un'urbanizzazione caotica, di ognuno ne sa rappresentare il loro essere organismo sociale vivente, ribollente e fagocitante di umanità. Ed è proprio nei quadri delle città che il suo genio si rivela in maniera paradigmatica. La sua arte, infatti, richiede uno sguardo prospettico, come a dire: se si vuole comprendere meglio e più a fondo, occorre allontanarsi. Se vuoi coglierne l'essenza di ogni cosa, devi osare alzare lo sguardo per vedere più chiaramente e più profondamente. E questa sua e nostra Polizzi Generosa
È in questa sua e nostra Polizzi Generosa che la sua ombra, nascendo, è rimasta incisa per sempre nelle pietre, ora più che mai impresse dalla sua arte ammirabile a San Francesco o all'ex chiesa dei Cappuccini, con il suo presepe donato alla città, segni che parlano per sempre. Qui l'artista, il genio, è nato e qui è a casa. Lui qui a Polizzi, nella sua casa, resterà per sempre con la sua arte. E da qui dove è nato tutto e tutto è partito, noi oggi lo celebriamo per onorare la persona che nel frattempo è diventata artista e condividere con lui la gioia di un riconoscimento finalmente attribuitogli, così come egli meritava da tempo, dalla sua comunità polizzana, dalla sua città natia, qui riunita in forma solenne e pubblica. Perciò siamo tanti oggi, amici di ieri e di oggi, a tributargli affetto e onore. Siamo qui per riconoscere il talento, la fatica, la grandezza della sua arte. Siamo qui per dirgli grazie. Grazie, Croce. Siamo qui per restituire a lui ciò che lui ha dato a noi: bellezza, sguardo, emozione. E quindi con gioia e con orgoglio, con il non celato raro privilegio che la vita e la carica di sindaco ti concedono raramente per particolari coincidenze che si verificano, che a nome della nostra città dico di conferire a Croce Taravella la cittadinanza benemerita di Polizzi Generosa, della tua Croce e nostra città. Grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire il consigliere Albanese, prego. Buonasera a tutti e anche stavolta con onore che do non il benvenuto perché è casa tua, ma mi onoro di conferire, perché è l'intero Consiglio Comunale che accoglie la proposta del Sindaco e conferisce questa onoreficenza massima, al nostro concittadino Croce Taravella. Il mio intervento sarà breve, anche perché oggi a parlare saranno le immagini, questa meraviglia che ha reso ancora più meraviglioso questo luogo tanto caro ai polizzani e tanto importante per i polizzani. Il corridoio è prezioso, si è impreziosito, è veramente la bellezza, riesce a folgorare e a incantare tutti, la bellezza che tu sai generare. Però mi è venuta in mente, a proposito del miracolo della bellezza, perché un Croce Taravella ce l'abbiamo tutti, in studio o a casa ce l'abbiamo tutti, e in studio da noi si verifica un miracolo quando la gente, che sicuramente non viene a raccontarci vicende leggere della propria vita, si distrae perché guarda, ammira il tuo quadro. Quindi la bellezza folgora, interrompe, distrae dalle tragedie della vita e fa distrarre anche noi. E noi con loro siamo orgogliosi di dire sì, è di Croce Taravella, il nostro Croce Taravella. Quindi il miracolo della bellezza si realizza sempre. Oggi si realizzerà, noi lo ammiriamo, lo ammireremo, siamo orgogliosi di poter dire, ma noi, la gente lo sa, la cosa bella è questa. Io sono stata nell'ultima tua mostra al loggiato di San Bartolomeo con amici e colleghi di Palermo che sapevano già, senza che io lo dicessi e che loro mi prendessero in giro, che Croce Taravella è di Polizzi Generosa, quindi non c'era bisogno che io facessi uscire fuori ancora una volta questo orgoglio, perché loro già sapevano tutto. Quindi veramente con onore che ti conferiamo questa cittadinanza che tanto tu meriti, il ringraziamento è enorme, di cuore, tu arricchisci ogni luogo, anche per esempio quello che hai realizzato all'Annunziata, è stato il tocco in più che ci voleva. Quel luogo già è magico di suo, il nostro spasimo già è magico, però grazie a te lo è diventato ancora di più.
Questo luogo è importantissimo, ma grazie a te oggi è bellissimo. Ma forse la parola bella non è bello, non è neanche quello giusto, quel termine giusto, perché definire una tua opera bella è riduttivo. È meraviglia, è stupore, è incanto, è arte. Quindi grazie di cuore. Sono veramente onorata e commossa di conferirti la cittadinanza onoraria che tanto meriti. Grazie consigliere Albanese. Ha chiesto di intervenire il capogruppo Adelia Termini, prego. Grazie Presidente per la parola. Signor Sindaco, consiglieri, colleghi consiglieri, amministrazione, cittadini presenti, Maestro Taravella. Oggi è un giorno di particolare orgoglio per la nostra comunità. Conferire la cittadinanza benemerita al maestro Croce Taravella significa riconoscere non solo l'altissimo valore artistico della sua opera, ma anche il profondo legame umano e culturale che egli ha saputo mantenere con la nostra Polizzi. La sua arte ha attraversato confini, raccontando la Sicilia, la sua luce, le sue contraddizioni e contribuendo a renderla protagonista sulla scena internazionale. Ma nonostante i traguardi raggiunti, Taravella ha sempre custodito un sentimento di appartenenza a questa terra, dimostrando che le radici non si dimenticano, anzi si celebrano, si onorano. A nome del gruppo di maggioranza esprimo profonda gratitudine al maestro Taravella per averci reso, attraverso la sua arte, un po' più visibili, un po' più fieri, un po' più generosi. Grazie maestro Taravella. Grazie capogruppo Adelia. Sono finiti gli interventi. Prima di... Diamo il piatto e poi facciamo... No, votiamo, dobbiamo completare la parte burocratica del Consiglio Comunale. Mettiamo a votazione il punto all'ordine del giorno: conferimento della cittadinanza benemerita al maestro Croce Taravella. Chi è d'accordo rimanga seduto, i contrari si alzino. Approvato all'unanimità. Glielo diamo ora dopo che parli. La parola a te e poi firmi. Diamo la parola all'artista Croce Taravella, prego. Abbiamo realizzato anche quell'evento, la mostra a settembre. Quando abbiamo fatto San Francesco? Settembre o agosto? 14 settembre. 14 settembre, fra l'altro il mio onomastico, esaltazione alla Santissima Croce. Quindi è stata una bella coincidenza, no? Visto che non ho un santo, perlomeno dico, abbiamo una... Comunque, no, insomma, dico, non c'è questa commozione perché siamo stati abituati, abbiamo visto quella, insomma, ora si ripete di nuovo, e questa per della cittadinanza per me è veramente una grande onorificenza, anche se sono nato in questo paese, però è un sovrappiù, è una cosa importante, nel senso che per me è veramente positivo, e ringrazio tutti, anche l'amministrazione, il sindaco, voi che siete venuti a trovarmi, molti vedo per la seconda esperienza, per il secondo evento che stiamo realizzando. È importante, dico, che questa mostra l'ho voluta realizzare in onore proprio della mia città, di questo paese, ci teniamo tanto. È una mostra complessa, completa, nel senso che specchia un po' il mio animo, nel senso che si diramano diverse esperienze negli anni, si accumulano dai quadri piccoli che possono, insomma, che è un po' il lavoro prettamente quello che parlava proprio fa il sindaco sulla città, perché molti magari mi conoscono sul lavoro della città, ma prettamente anche la mia ricerca coinvolge un po' un rapporto sinergico di determinate cose che fra l'altro allora fra di loro possono essere disparate, no? Diverse, come può essere la natura, i volti, la città, le costruzioni, tutto diventa un luogo comune, cioè tutto nello stesso perimetro,
è atto a dare la propria scena, a rivolgersi, ad avere un rapporto sinergico di armonia, no? Fra questi elementi che possono essere, come dicevo prima, disparati fra di loro, a volte complessi. Per cui la mia è una ricerca un po' sulla totalità, sulla complessità, sul lavoro cerebrale, sul racconto, sulla visione. Soprattutto ora ultimamente mi sto spostando, ho iniziato anche a Roma una ricerca sulle visioni. E quindi lì proprio bisogna cogliere un po' aspetti diversi che si vanno a completare. Infatti ora anche inizio a scrivere a volte sul lavoro, su quelle cose che devo fare. La scrittura a volte mi aiuta molto a capire, come dicevo poco fa anche nell'intervista, i miei maestri prima lo erano i pittori, i scultori, oggi ultimamente devo dire sono stati i cineasti, sono stati i registi, è stata la musica mi ha ispirato molto, perché la musica a volte rispetto all'arte visiva ha andato oltre, proprio con il lavoro della dissonanza, no? Di creare dissonanze, discrepanze, no? Di poter unire suoni, timbri diversi, come anche nella mia pittura adotto e cerco di inserire e integrare ritmi e situazioni che possono essere, come ripeto prima, una volta più disparati e complessi rispetto fra di loro. Quindi per me è un ringraziamento, quindi godetevi perché questa mostra, spero che vi piaccia, dove potete cogliere in piccolo diversi aspetti un po' negli anni del mio lavoro. Ci sono anche, ricordo anche 2 briganti che abbiamo presentato sempre in questo luogo, una mostra che ho fatto in che anno? 2003, sì, che c'era anche Luca Orlando che l'aveva inaugurata, aveva parlato, sì, tutto, sì, nel 2003, l'avevamo fatto però nelle carceri giù, sì, poi avevo fatto anche questa mostra, la prima dicevo poco fa, la prima mia mostra a Polizzi, nonché la prima in assoluto, che è stata alla Proloco di Polizzi, di fronte a Palazzo Gagliardo, poi c'è stata quella a Palazzo Caruso, sul Corso, nell'88 mi sembra. E insomma, dai, questa è la 6ª esperienza, spero la sia più onorificante, no? Di tutto il lavoro, insomma, che va bene. Quindi non so che dirvi, grazie per la vostra presenza. Appena ora do alcune informazioni operative, perché la cerimonia è finita ma si completa con la visione della mostra, quello è, e quindi vi do questi elementi. Noi adesso usciamo, tutti i consiglieri invito a stare a Corona a Croce, perché scopriremo accanto all'elenco dei sindaci l'elenco di tutti i cittadini onorari, con lui che chiude momentaneamente la lista, ok? Poi inaugureremo formalmente il percorso, quello che è ancora nelle altre stanze chiuse, faremo il giro perimetrale del piano nobile, l'ex ufficio di segreteria per intenderci, e poi l'ex ufficio anagrafe dove ci sono 2 stanze arredate e tutte le stanze del corridoio. Quindi seguiamo questo percorso per completare la cerimonia. Mi è d'obbligo ricordare, e ci tengo a nome dell'amministrazione, che la personale di Croce si inserisce all'interno del progetto dei piccoli borghi e la sede del collegio è la sede deputata, tant'è che adesso la chiamiamo non soltanto Palazzo di Città ma Palazzo della Cultura, perché sempre più sarà destinato ad ospitare mostre di questo livello, e quindi inauguriamo con oggi in maniera più totalizzante, sistematica, organica, quello che speriamo che negli anni si accresca come una delle gallerie quantomeno territoriali o regionali importante per esporre chiunque voglia cimentarsi e voglia offrire agli altri la propria creazione artistica. Quindi finiamo appena il Presidente chiude il Consiglio, seguiamo questi momenti tutti insieme. Grazie, il Consiglio è chiuso, quindi facciamo visita alla mostra.